foresta, scritto da Riccardo Bozzi e illustrato da Violetta Lopiz e Valerio Vidali per Terre di Mezzo Edizioni. Si trova nella sezione 12-18 anni della bibliografia dedicata alla maratona di lettura 2020. La foresta è la grande protagonista di questa storia, una foresta in parte inesplorata, con confini e limiti incerti, che accoglie però la vita. Piante, animali, insetti, uomini. Tutti sembrano essere in cammino verso qualcosa. Un viaggio fatto di solitudini, ricerca, incontri, osservazione, diversità, fatiche e speranze. Un viaggio verso i confini di una foresta, oltre la quale cosa ci sia è un vero mistero, un po' come capita nelle nostre vite. Il libro inizia così. È una foresta enorme, antichissima e non ancora del tutto esplorata. All'inizio non è che un boschetto di giovani pini, generalmente privo di pericoli e piuttosto divertente da percorrere. Perché leggere questo libro? Ma per le immagini meravigliose e il testo poetico che in maniera limpida e delicata ti sanno raccontare come la vita possa essere vissuta. Buona lettura da parte di Carlo Corsini.